Continuano a ritmo serrato i lavori nel cantiere del nuovo ospedale di Arzignano Montecchio Maggiore. Dopo che già da alcuni mesi le opere strutturali sono state ultimate, ora l'attività si concentra sugli impianti e sulle pareti interne. Proprio oggi, nel pomeriggio, visita al cantiere da parte del nuovo direttore generale dell'ULSS Ottoverica, dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e i sindaci del distretto Ovest. È stata una visita assolutamente produttiva con tutti gli attori che nel territorio si occupano del buon andamento della costruzione alle mie spalle appunto dell'ospedale di Montecchio, del nuovo ospedale di Montecchio. I lavori stanno procedendo in modo spedito. L'ospedale sarà pronto e operativo per la fine del 2025. Rispetto all'ultima visita che ho fatto a questo cantiere nel 2019, quindi prima della pandemia, oggi ho visto un cantiere che sta crescendo, è cresciuto molto velocemente e che si sta sviluppando e sta progredendo. Questo è molto importante perché l'obiettivo è quello di concludere il cantiere il prima possibile. Soddisfazione da parte dei sindaci. È stato un sopralluogo, un incontro positivo, alla presenza anche dell'assessore regionale Lanzarin. Abbiamo visto veramente un cantiere, un bel cantiere che procede molto speditamente e questo ci fa ben sperare sul termine dei lavori previsto, ovvero consegna cantiere fine anno 2025. I lavori proseguiranno anche nei mesi estivi, dunque senza la tradizionale pausa di agosto.